Di nuovo insieme telespettatori di 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre, di nuovo insieme per una nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Parliamo solo di calcio dilettantistico, oggi parleremo del campionato di Serie D ma anche dei due gironi del campionato di eccellenza e ne parliamo con il responsabile dell'area tecnica del Paternò Calcio, Emanuele Merola. Ciao Emanuele, ben trovato. Ciao Ettore, grazie per l'invito. Pareggio 1-1 contro la Ionica. Cos'è? Un fermarsi un attimo e capire bene dove vuole arrivare questo Paternò? Siamo stati un po' penalizzati dal risultato perché a livello di gioco, a livello di occasioni, gol, dovevamo vincere la partita, ma anche di larga misura. Però purtroppo quando non facciamo gol, purtroppo poi lo subisci perché sei fuori casa, Ne paghi le conseguenze. loro un pochettino ci hanno chiusi dentro l'aria e il gol è normale che poi si ritrova in qualunque occasione. Dove vuole arrivare questo Paternò? Perché nel vostro girone c'è appunto anche l'Enna, c'è il Modica. Sì, loro hanno una struttura importante, l'Enna da 2 o 3 anni che ci prova, e noi siamo messi lì, ci vogliamo provare anche noi perché è la piazza cimbone di questa qua. E noi sono sicuro che fino alla fine lotteremo insieme al Modica e insieme all'Enna, anche se secondo me loro hanno qualcosa in più e a livello anche di organico e di rosa più ampia. Rispetto al girone A del campionato di eccellenza, il vostro girone probabilmente è ancora più tecnico, l'intensità tecnica da parte di alcune squadre fa un po' la differenza? No, anche il girone A ci sono rose importanti, non ci dimentichiamo la Nissa, il Favara, il Mazzara, no? Anche secondo me quest'anno tutti e due i gironi sono veramente a livello tecnico e si è alzato un po' il livello. E bisogna spendere un po' per poter competere e vincere il girone. Sì, io che conosco un po' il budget societario dei giocatori, si deve spendere, per vincere si deve spendere. Non si vince per forza che devi spendere, però purtroppo è una base importante avere un budget grosso. Ma la piazza di Paternò ha digerito la retrocessione dalla Serie D? All'inizio un po' meno perché giustamente erano ancora scottati per l'anno scorso, però ieri anche erano numerosi, ringrazio anche i tifosi, erano numerosi lì con la Ionica, sono vicini sempre a noi, vengono anche durante gli allenamenti, quindi ci stanno vicini e stanno capendo in che momento e stanno capendo anche la forza del gruppo che vuole arrivare in alto e in questo momento è come se siamo unica cosa solo con loro. Tra poco ritorneremo a parlare nella seconda parte dei due gironi del campionato di eccellenza, parliamo invece adesso di Serie D. Come vedi la situazione Siracusa-Trapani e Vibonese? Perché io ci metterei anche la Vibonese. Sì, lì è un bel girone, secondo me io ho un debole per il Siracusa perché Il tuo trascorso. due anni non si dimenticano, poi col presidente Ricci ho un buonissimo rapporto. Però il Trapani secondo me ha qualcosa in più, però non ci dimentichiamo la Vibo e anche la Mezia che secondo me Deve recuperare ancora è un in po', ritardo, però come a livello di rosa è una rosa importante, quindi la Reggio Calabria è partito in ritardo, ha partito in meno, quindi anche una rosa, anche una piazza di Però tutto è da rispetto. attenzionare. Però ancora il campionato di Serie D è troppo difficile, secondo me il campionato di Serie D comincia il girone di ritorno. E partiamo subito con questa domenica dove come al solito ci sono state le vittorie sia del Siracusa che del Trapani. Si è giocata l'8ª giornata, subito il tabellino dei risultati. Ragusa San Cataldese 0-0, Canicattì batte Castrovillari 1-0, 9G Virtus batte Città di Sant'Agata 2-1, vittoria dell'FC Trapani 4-0 contro il Locri 1909, LFA Reggio Calabria batte Gioiese 2-0, Portici batte FC Lamezia Terme 2-1, Vibonese Calcio batte Real Casalnuovo 2-0,
Licata Calcio batte Città di Aciriale 1-0 ed infine Siracusa Calcio batte San Luca 6-1. Ha riposato l'Acragas. E come abbiamo detto poc'anzi, il duo di testa che continua sempre a vincere ogni domenica. Attualmente comunque rimane al primo posto la squadra di Gaspare Cacciola con 22 punti, con 21 FC Trapani, 18 Vibonese Calcio, 15 Licata Calcio, con 14 il Canicattì, 13 punti Nuova Igea Virtus, 12 punti Città di Sant'Agata ed Agragas, 11 punti San Cataldese, con 10 LFA Reggio Calabria Ragusa Calcio, 9 punti FC Lamezia Terme, Città di Aciriale e Real Casalnuovo, con 6 punti il Portici, 4 punti San Luca e Locri 1908, 3 punti Gioiese 1918, chiude la classifica il Castrovillari con 0 punti. Si ritorna in campo chiaramente domenica prossima, domenica sarà la nona giornata. Guardiamo subito il tabellino: Canicattì Vibonese Calcio, Città di Aciriale Gioiese 1918, FC Lamezia Terme Licata Calcio, LFA Reggio Calabria Città di Sant'Agata, Locri 1909 Castrovillari, Nuova Igea Virtus Ragusa Calcio, Real Casalnuovo Acragas, San Luca Portici, San Cataldese FC Trapani. Riposerà il Siracusa Calcio. E partiamo da questo pareggio Ragusa-San Cataldese. Ragusa, piazza importante che vuole comunque, secondo me, stabilizzarsi almeno in questa stagione nel campionato di Serie D. Sì, lì c'è un vecchio lupo che è il direttore. È un ambiente che conosci pure tu, sì, no? Sì, sono stato 3 anni fa, facevo il direttore sportivo e poi lì c'è un grande che è il direttore Alfredo Finocchiaro che conosce bene la categoria, quindi sa cosa fare. La squadra è una buona squadra, per fare il campionato che debbono fare loro è una buona squadra, quindi sono sicuro che loro si salveranno tranquillamente. Stesso discorso anche per la San Cataldese? Sì. E hanno poi avuto un tifoso dei trambusto post-infantino? Sì, infatti, poi ora sono stabilizzati e poi la San Cataldese la categoria la conosce, quindi anche loro faranno un buon campionato. Ha l'esperienza giusta per vivere i momenti di crisi. Perfetto. In Serie D. Vero, ogni anno sono così e poi si riprendono e poi fanno alla fine un campionato tranquillo e si salvano anche con largo anticipo. Guardiamoci il servizio proprio del pareggio tra Ragusa Calcio e San Cataldese. Un primo tempo giocato alla pari, possiamo dire che abbiamo fatto un buon primo tempo, un secondo tempo dove poi il Ragusa è uscito un po' di più, li abbiamo attaccati, però sfortunatamente non siamo riusciti a fare gol, abbiamo preso un incrocio, all'ultimo respiro Giano ha fatto una grande parata al portiere della Santa Caldese, quindi diciamo che non siamo riusciti a vincere. Però ho visto una buona squadra, una squadra che ha combattuto, una squadra che ha lottato per i 3 punti. Poi non sono arrivati per questa partita, vabbè, ci prendiamo il pareggio, però complimenti ai ragazzi per come hanno interpretato la partita. Al di là della nostra velocità, credo che il primo tempo abbiamo trovato qualche difficoltà in più a trovare soprattutto la via del gol e nelle 2 occasioni che abbiamo avuto con Maltese e Vitelli sicuramente potevamo fare di più. Però c'è anche da dire che c'era un avversario dall'altra parte che secondo me era venuto appositamente a fare una partita di contenimento e quindi diventava molto più difficile trovare la via del gol. Ci abbiamo provato fino alla fine, nel secondo tempo ho cercato di mettere più uomini offensivi possibili per cercare la via del gol. Ci siamo quasi riusciti, se non il portiere ha fatto un miracolo su Oggiano, un incrocio dei pali, 2 palle che vagavano per l'aria che non siamo riusciti a buttarle in aria, in gol. Insomma, abbiamo cercato di fare tutto quello che era possibile per vincere la partita, così come avevamo preparato durante la settimana. Qualche volta ci si riesce, qualche volta non si ci riesce e oggi non è riuscito. Abbiamo espresso veramente quello che stiamo provando negli ultimi giorni, nell'ultima settimana. I ragazzi hanno avuto qualità nel palleggio, siamo andati più volte alla finalizzazione, in 2 occasioni è stato bravo il loro portiere. Poi nel secondo tempo, dopo i primi 10 minuti, un po' involontariamente ci siamo abbassati, è venuto fuori un po' l'avversario. Ho voluto mettere un attaccante per cercare di tenere ancora più alta la squadra. Proprio abbiamo sofferto un pochettino, alla fine poi l'espulsione ha cambiato un po' quelle che erano le nostre idee per poter andare a fare gli ultimi cambi e cercare di spingere ancora di più. Però devo fare un grande applauso ai miei ragazzi perché hanno dato veramente tanto sotto un caldo assurdo, quindi hanno corso bene, hanno fatto sacrifici, si sono aiutati. Gli ultimi 15 minuti rimanendo in 10
hanno fatto una grande partita di sacrificio e per questo gli dico bravi e li ringrazio veramente perché hanno onorato ancora una volta la maglia. È stato bello uscire anche con gli applausi dei nostri tifosi perché hanno visto che abbiamo dato tutto e quindi di più non potevamo. La sorpresa è dell'amico tuo, Pidatella, che vince e sbanca Castrovillari. Sogni di gloria a Canicattì? Ma il mister questa categoria ormai la fa non bene, benissimo. Poi l'altro giorno parlavo con altri colleghi, dicevo che il mister ha vinto più partite fuori casa in Serie D che in casa. Veramente come a livello di punti fuori casa in questi anni che ha fatto la Serie D, forse uno dei più alti della categoria come allenatore. Ma quanto è determinante la sua grinta che trasmette ai giocatori, soprattutto quando si gioca fuori casa? Ma oltre alla grinta che lo conosciamo tutti, Orazio è anche capace e anche lavora bene. Quindi oltre che lui è uno di personalità che i giocatori si fa rispettare, è anche che uno che lavora e le partite fuori casa in Serie D non si vincono per caso. Riesce ad avere una capacità che forse i molti non hanno, la lettura della partita. Ma Ettore, vincendo tutte queste partite fuori casa non è che sei fortunato, ne puoi vincere una fortunata, ma vincere, io penso che ha vinto penso di 20 partite in Serie D fuori casa, l'ha vinte, quindi non è frutto per caso. Assolutamente. Guardiamoci l'intervista proprio di Pidatella dopo la bella vittoria a Castrovillari 1-0. Sì, siamo riusciti a vincere una partita che può sembrare scontata ma non lo è per gli uomini che ha il Castrovillari. Sì, sono partiti in ritardo ma hanno uomini per la categoria importanti, quindi è una vittoria che ci dà 3 punti, che ci ripaga nella settimana che abbiamo fatto. I ragazzi non hanno mollato mai un attimo, l'hanno fatto fino al 90esimo anche oggi. Non ci lamentiamo mai, non cerchiamo mai alibi, ma il campo oggi non era dei migliori, lo sapevamo, ci siamo adattati, non è semplice. Ripeto, è stata una vittoria voluta, ricercata già da martedì scorso dopo la sconfitta con il Trapani. Vediamo alla giornata, siamo felici della prestazione, ripeto, giocavamo su un terreno complicato con una squadra che non ha fatto punti fino adesso e quindi arrabbiata. Non dimentichiamo che domenica ha preso un palo al 90esimo e poteva rischiare di finire 3-3, quindi la squadra viva, lo ha dimostrato in tutto e per tutto. Abbiamo concesso pochissimo se non niente e noi abbiamo creato abbastanza, quindi è stata una buona prestazione, una vittoria, ripeto, voluta dai ragazzi fino all'ultimo secondo. Questo è un gruppo che fin dall'inizio è stato creato per essere sempre con lo stesso pensiero. È chiaro che ci vuole quel pizzico di fortuna perché i risultati aiutano in questo senso, però ci siamo fatti un abito su misura quest'anno noi come staff e la società, quindi siamo soddisfatti, siamo più contenti per i ragazzi che è un gruppo che lavora sempre, non si lamenta mai. È chiaro che i punti danno morale e creano entusiasmo. Derby tutto messinese, appannaggio della nuova Egea Virtus, che tra l'altro festeggia l'arrivo anche di Gaetano, il nuovo allenatore. Nuova Egea Virtus che dopo una partenza ad handicap, Emanuele, devo dire che si è ripresa alla grande. Sì, ma io un pochettino ero sorpreso dall'inizio un po' negativo della Egea perché ha una buona squadra, una società solida. Dove si devono posizionare secondo te in classifica queste due squadre messinesi? Ma l'Egea penso che salverà tranquillamente. Il Sangata secondo me vuole fare qualcosa in più, però insieme alla Licata, Canicattì, secondo me le siciliane almeno 3-4 andranno nei playoff. Che sappiamo benissimo però che in Serie D infatti, contano poco, no? Stare. Guardiamoci a questo punto il servizio, la vittoria fuori casa della nuova Egea Virtus contro il Città di Sant'Agata, risultato finale 2-1.
Davanti al neotecnico giallorosso Francesco Di Gaetano, ufficializzato nella mattinata di oggi dalla società barcellonese e che di fatto subentra all'esonerato Pasquale Ferrara, presente tra l'altro in tribuna ad assistere alla sfida, la squadra del Longano infila la seconda vittoria consecutiva e mette in cascina 3 punti fondamentali in chiave salvezza. Nonostante la sconfitta è comunque il Sant'Agata a fare la partita, già pericoloso al 7° di gioco, prima con l'iniziativa di Aquino che dal fondo impegna Staropoli alla deviazione e subito dopo con Carrozzo la cui botta ravvicinata costringe l'estremo giallorosso agli straordinari. L'Igea risponde un minuto dopo con Isgro, ma il suo sinistro è murato da cavalli e al 15° con Cannistra che servito dallo stesso Isgro non trova l'impatto da pochi passi. Derby che non regala pause, dalla parte opposta il Sant'Agata torna a mettere paura ai giallorossi con il solito Aquino che da fuori chiama Staropoli all'intervento centrale, poi con Marcellino che al 22° fa tutto bene ma sciupa a pochi metri dalla porta il vantaggio per i suoi ed infine con Mincica che al 27° prova a sorprendere Staropoli fuori dai pali ma il suo destro non inquadra lo specchio della porta. Bersaglio che alla mezz'ora centra invece Ligia Virtus quando Isgro raccoglie il lungo lancio di Staropoli e dopo l'incertezza di Esposito entra in area e col sinistro fulmina Iovino facendo così Sant'Agata 0, Ligia Virtus 1 e gioia irrefrenabile per l'esterno giallorosso che è bravo a firmare così il vantaggio per i suoi, il suo terzo sigillo in campionato, il secondo consecutivo. Prima dell'intervallo prova la reazione il Sant'Agata che lamenta anche un tocco di mano da parte di Nunez. Il signor Angelo lascia giocare tra le proteste biancoazzurre. Nella ripresa non arriva l'immediata reazione dei locali e così dopo il tentativo igeano con Longo che chiama Iovino alla parata, i giallorossi raddoppiano al minuto 55 quando proprio Longo con un fendente da fuori aria fa secco l'estremo di casa facendo nuovamente esplodere di gioia i tifosi igeani. Per l'attaccante barcellonese è la quinta rete in campionato, la seconda consecutiva, ma il doppio vantaggio dura poco, infatti 4 minuti più tardi il Sant'Agata riapre il derby con Mincica, lesto ad anticipare il difensore col destro battere Staropoli per il gol dell'1-2, mentre per Mincica è la quarta rete in campionato. L'11 di casa ci crede al 62° e prima il palo a salvare Staropoli sul tiro di Saverino, con Mincica che non trova il tapin e Aquino poi che calcia e Staropoli che si esalta e salva il risultato. Insiste il Sant'Agata ma la botta dal limite di Squillace si perde alta sulla traversa. All'83° locali che reclamano ancora un penalty sul neoentrato Capogna ma il fischietto di Marsala dice ancora di no. Poi dopo 6 minuti di recupero può esplodere di gioia Ligia Virtus che porta a casa derby e 3 punti importantissimi per la stagione e che di fatto permettono ai giallorossi di salire in classifica a quota 13 e portarsi una lunghezza sopra il Sant'Agata che rimane a 12 ma esce comunque dal confronto a testa alta. E parliamo adesso del Trapani Calcio che sbaraglia il Locri, 4-0 il risultato finale. Torrisi, insomma, è in pole position per stravincere questo girone? Sì, il Trapani, prima che è un presidente folcloristico, diciamo, ha dichiarato che vuole vincere il campionato, ma è giusto che va a Trapani e dichiara quello che ha dichiarato. È la piazza che lo richiede. Infatti è la piazza che lo richiede. Non è facile, come ha detto lui, che vince il campionato con 100 punti, perché non penso. Però il Trapani, secondo me, come rosa, e poi il mister Alfio Torrisi, che lo conosco benissimo, certo. È maniacale a livello di lavoro, è uno che lavora ogni giorno, ogni secondo della sua vita lo dedica al Trapani Calcio, quindi secondo me loro faranno un grandissimo campionato. Io non so a chi augurarlo chi vince il campionato, però anche lui lo voglio bene, ho un massimo rispetto per lui, so quando lavora, so quando ci tiene, è una piazza importante dove si sta giocando una carta importante e io spero che anche lui faccia bene come fa bene altre squadre. Esistono due differenze però, credo, sostanziali tra Siracusa e Trapani. Siracusa nulla da perdere, Trapani l'esigenza assolutamente di vincerlo, proprio perché la piazza preme tantissimo. E questo fa la differenza. Il Siracusa in questo momento non hanno chiesto, la società non ha chiesto di vincere subito il campionato, il Trapani sì, però anche lì a Siracusa c'è un presidente che sta spendendo e pretende tanto, perché lo conosco, pretende tanto. Anche secondo me sotto sotto anche loro vogliono vincere il campionato, ora che sono lì. Beh, hanno allestito una bellissima infatti, squadra. Anche sono lì, però il Trapani secondo me è una spanna sopra le altre. Qualcosa in più rispetto agli altri. È vero. Guardiamoci gli highlights con le interviste post partita.
tutto è pronto. Il Trapani risponde con Yuka in porta, difesa a 4, Pino a destra, Morreo a sinistra, Sabatino e Cristini la coppia centrale, Ba a quadro, Kragel, Marigosu e Balla a ridosso di Bubaka Samake. Vediamo la soluzione del Trapani, 10° minuto, lo schema, la palla per Balla, area di rigore, il primo tiro verso la porta dell'Ocri. 15° minuto che è scattato da pochi istanti, il cross di Kragel all'interno dell'area di rigore, mucchio selvaggio e poi alla fine probabilmente Cristini che va a toccare il pallone. Siamo sulla tre quarti, Balla la sua finta, si avvicina all'area di rigore, può crossare, la traversa! Lungo rinvio da parte dell'Ocri, centro di campo superato, Sabatino in anticipo, Marigosu, attenzione al tiro di Federico Marigosu con il pallone che va di non molto largo. Marigosu, il suo cross all'interno dell'area di rigore, passa il pallone, Samake, Balla, ancora all'interno dell'area di rigore e poi a quadro, è un monologo granata, ancora la palla per Samake, Marigosu, confusione, pallone altissimo, va a cercare la rovesciata, c'è rigore per il Trapani, Kragel, Oliver, Kragel, Trapani in vantaggio, tentativo di intervento su di lui, vanno a vuoto, Kragel il suo mancino, Oliver Kragel, una delizia per gli occhi Oliver Kragel, ancora una volta giocatore fuori categoria Oliver Kragel, palla ottima all'indirizzo di Kragel che può stoppare il pallone con il petto, Kragel, Bab e la traversa si gioca, attenzione ancora al Trapani con un'occasione clamorosa e colossale, va Marigosu, la parata al pallone resta lì, Alberto a quadro e sono 3, accelera Ba, supera i giocatori, la palla dietro ottimamente data a Balla, Samake in fuori gioco, Balla va nell'1 contro 1 a 2 uomini, la palla per Samake, può calciare di prima intenzione, Samake la mette dentro, Agostino Mascari e sono 4. Mi aspettavo un Locri chiuso nella propria metà campo, magari non a questi livelli, perché se ci ricordiamo all'inizio, la prima nostra giocata, il pensiero loro era andare tutto nella propria metà campo e difendere con un 5-4-1. Io sono soddisfatto veramente della prestazione che oggi ha sfoderato la squadra. Ripeto che siamo a un punto importante in percentuale di maturità tattica che sta acquisendo la squadra. Oggi abbiamo avuto pazienza, abbiamo cercato di farli muovere da un lato all'altro nella ricerca dello spazio libero da poter attaccare e poter andare a ricevere proprio in quello spazio con i nostri giocatori. Abbiamo lavorato bene sulla doppia ampiezza, abbiamo creato tante situazioni di 2 contro 1 nelle fasce, tanti cross. La squadra ha dominato, avevo chiesto alla squadra di essere più dominante nei confronti delle altre partite, lo abbiamo fatto. Abbiamo messo oggi un'intensità importante, una buona qualità sia collettiva che singola e penso che è una vittoria che oggi ci fa ben sperare per il nostro percorso di miglioramento che deve essere costante e graduale. LFA Reggio Calabria, un po' attardato in classifica, vince una partita non facile in questo derby calabrese contro la Gioiese. Potrà secondo te l'LFA Reggio Calabria tentare un aggancio miracoloso al duo di testa? Ma secondo me sì, anche perché già ha vinto anche 2 settimane fa, ha vinto a Portici al 96esimo. Quindi secondo me sì, anche la piazza che lo esige fino all'ultimo. Però sai, costruire una squadra in corso sì, però hanno giocatori di qualità. Quindi a questo punto potremmo assistere ad una seconda parte del campionato dove questo LFA Reggio Calabria potrebbe insomma avere la meglio anche nei confronti di piazze importanti, Siracusa, Trapani? Meglio la posso avere perché stiamo parlando della Regina, quindi anche loro secondo me, senza offesa per il Trapani, per il Siracusa, ha una storia fino all'anno scorso, ha fatto i playoff per andare in Serie A, quindi anche loro hanno una piazza che spinge. Sono
un po' attardati, però secondo me con le partite di recupero, con gli scontri diretti, all'inizio l'hanno perso col Siracusa lo scontro diretto, però venivano da una settimana che se ne avevano da una settimana. Da pochissimo. Quindi sì. secondo me sì, alla lunga anche loro ne usciranno e come. E vedi, le ultime 3 partite hanno fatto 9 punti. E poi c'è sempre la prossima stagione, anche se quello poi è un discorso Quello è un che discorso a è parte. troppo presto Certo. parlarne adesso. Vedremo giustamente quello che succederà. Parliamo adesso invece dell'FC Lamezia Terme, un po' deludente rispetto alla scorsa stagione, forse le energie spese proprio nella scorsa stagione hanno determinato un andamento in questa molto negativo. Ma anche quest'anno hanno speso, ci ricordiamo a fine mercato hanno preso Marco Palermo e Rizzo, quindi hanno speso tantissimo, quindi anche loro stanno spendendo. Purtroppo quando tu, come si dice sempre, quando tu spendi non è che è sicuro che fai i risultati. Questa è già una brutta botta. Io ho detto all'inizio, come a livello di rosa, anche loro non hanno nessuna invidiare al Siracusa, al Trapani e alla Regina. E poi, tra l'altro, andando a giocare in Campania è sempre molto difficile, tu me lo insegni, no? Sì, Cioè, sono campi veramente dove portare via dei punti, soprattutto per le siciliane, è sempre molto difficoltoso. Io, 2 anni fa, quando ero a Biancavilla, che andavamo in queste piazze, anche a Portici stessi siamo stati, sono piazze non così grosse, però in casa sembrano... Sono dei fortini proprio. Sì, perfetto. È vero, è vero. Si parlava poc'anzi della Vibonese, terza incomoda per quanto riguarda il discorso del primo posto. Una Vibonese che domenica dopo domenica, insomma, risponde alle 2 squadre che in questo momento sono in vetta, ovvero Siracusa e Trapani. Una Vibonese che può veramente ancora sperare in un sorpasso? Sì, perché a livello organico hanno una buona squadra, e anche il presidente lì, Caffo, sta spendendo e quindi anche loro ci credono e la piazza anche loro hanno fatto tanti anni la Lega Serie Pro, C, certo. e quindi anche loro, ripeto, quest'anno il campionato di Serie D è un campionato, gli ultimi anni non è stato così bello perché 3 anni fa c'era il Palermo, 4 anni fa il Bari, poi c'è stato il Catania, quindi sono stati sempre... già come iniziava finiva il campionato. Ora è un po' più Quest'anno livellato. è più livellato e veramente è interessante seguire la Serie D quest'anno. Quindi la Vibonese la ritieni assolutamente fattibile nel discorso promozione? Nulla da invidiare alle altre squadre, sicuramente se la giocherà fino alla fine. E parliamo adesso del derby tutto siciliano, Licata Calcio, città di Aciriale. Per chi hai tifato? No, io non seguo a livello esterno, quindi io seguo tutte le siciliane e tifo per tutte le siciliane. Ti piace questo Licata di Romano? Ma il mister è un maestro. È un maestro, hai detto bene, la parola è giusta. Lo chiamano il maestro lì a Licata, senza offesa ha fatto sempre bene, anzi io sono sicuro che lui merita almeno di allenare in Serie C e io lo auguro. Infatti negli ultimi anni ha fatto sempre bene a Licata. Con tanti giovani, tra l'altro. Con tanti giovani, perché il presidente Massimino col mister e col direttore Martello hanno sposato una causa che investono sui giovani e veramente fanno sempre grandi campionati. Vanno anche nei playoff o aspirano ai playoff, quindi Licata poi in casa hanno una bella media. Discorso a parte invece per il città di Aciriale, che stagione vuole fare quest'anno quella Cese? Perché non si riesce ancora a capire bene. Nel frattempo hanno fatto una città importante, già che hanno una città sana, questo per loro, per la piazza Aciriale, quest'anno deve essere un punto di partenza. Quindi quest'anno si salveranno tranquillamente perché anche loro col mister De Sanso, col direttore Acatino stanno cercando di risolvere i problemi. Chiamiamolo l'anno zero allora. Perfetto, secondo me sì. E il prossimo anno potrebbero dire la loro a questo punto, no? Con un'ossatura che costruiscono quest'anno. E che ogni anno sono sempre diverse le stagioni. Io lo spero perché la Cirea anche loro sono una grande piazza in Serie D, purtroppo sono veramente città importanti che io le vorrei tutti in Lega Pro. Guardiamoci gli highlights, la vittoria proprio della squadra di Romano 1-0 contro il città di Aciriale. Pomeriggio amici sportivi, siete collegati dal Saraceno di Ravanusa dove scenderà in campo l'8ª giornata del campionato nazionale di Serie D, girone I, come detto Licata Aciriale, un derby siciliano molto sentito che infatti si rispecchia nella presenza gremita nella tribuna dello stadio di Ravanusa, gruppone di uomini davanti a Zizzania
arriva un cross e uno schema fuori per Murgia che la può stoppare, conclusione che va alto ma è stata deviata. Pallone che Murgia fa filtrare per Minacori sulla sinistra, si inserisce Lanza in sovrapposizione, cross basso per Rotulo, siamo nell'area di rigore, Minacori il tiro ribattuto e si accontenta del corner Giannone, va Rotulo in mezzo, pallone che esce dalle parti di Lanza, prova il tiro, gran parata di Zizzania, tiro potente purtroppo centrale però. Murgia, uno sguardo a cercare l'inserimento di Rotulo, posizione regolare, Rotulo, Illicata è in vantaggio, Illicata è in vantaggio, Illicata è in vantaggio, mano sull'orecchio per Riccardo Rotulo per prendersi tutta l'esultanza del tifo giallo-blu, minuto 18, cambia il risultato, Licata 1, Acireale 0, al Saraceno ha segnato Riccardo Rotulo. Murgia supera Lavigna, supera un altro avversario, Murgia in aria, Murgia sul fondo il tiro, anzi il cross che viene toccato da Maltese. Adesso pallone per Vaccaro che non sfonda, però la sfera arriva a Corigliano, Corigliano, attenzione, Cireale in aria con Corigliano alto, pallone che non filtra, arriva a Murgia, filtrante, pallone che arriva a Rotulo, è una carambola, dice no, sul doppio intervento di Zizzania. Di testa Maltese in anticipo su Vari, però il pallone di Rotulo proprio per il numero 7 che entra in aria, Vari, il pallone, Rotulo, la salva Maltese, si è sostituito al portiere, di testa sbaglia Vanzan, Rotulo, ancora una volta un errore, Vari, Minacori, altro salvataggio di Maltese. Triplice fischio, game over al Saraceno di Ravanusa, il Licata vince 1-0, torna alla vittoria dopo la sconfitta di Reggio e si porta a quota 15 in campionato, una gara sofferta più del dovuto per i tanti errori sotto porta, ma è bastato il gol di Riccardo Rotulo al minuto 18 per dare quindi la vittoria al Licata. Chiudiamo il quadro riguardante il campionato di Serie D parlando di questo Siracusa Calcio travolgente, un 6-1 contro il San Luca che non ammette discussioni. Il Siracusa sta facendo un campionato importante, Gaspare Cacciolo è un altro lavoratore, un altro che veramente butta l'anima in questo lavoro, è capace, lo sta dimostrando, dietro a una società importante perché il presidente Ricci con Montagno hanno costruito da 2 anni una società sana e stanno spendendo, perché l'anno scorso anche in eccellenza abbiamo speso tanto e quest'anno sta dimostrando che in Serie D sta spendendo anche tanto, quindi non hanno nulla da invidiare né al Trapani né alla Vibo e neanche alla Reggio Calabria. Hanno anche tra l'altro una bella fetta di tifosi che insomma segue la squadra praticamente anche fuori casa. Ma hanno trovato l'equilibrio giusto con i tifosi, li seguono ovunque, sono vicini, anche io l'ho visto anche delle immagini nello spogliatoio, quindi stanno creando un gruppo importante e sai, a volte non significa avere i nomi, ma il gruppo fa tanto in questa categoria. Vincere alla Lamezia, fare 4 gol alla Lamezia, vincere a Reggio Calabria, tutti questi scontri diretti, non è nulla per caso. Non arrivano per caso, hai detto bene. Guardiamoci le interviste post partita della vittoria del Siracusa 6-1 contro il San Luca. Il Siracusa corre veloce, spinto dall'entusiasmo di una città che ha ritrovato l'amore per la sua squadra come non accadeva ormai da tempo. La sesta marcia è ben innestata, ma adesso bisogna accelerare ancora. La strada da percorrere, San Luca permettendo, deve portare alla 7ª meraviglia. Un saluto da Matteo D'Aquila e benvenuti allo stadio Nicola De Simone per Siracusa San Luca. Siracusa che arriva a questa partita da capolista, come dicevamo, 19 punti per gli azzurri dopo le prime 7 giornate, mentre escono dal terreno di gioco i tantissimi bambini che hanno accompagnato i calciatori azzurri. Una bellissima iniziativa, quella della società del presidente Ricci. La curva Anna continua ad essere sempre piena, il cuore pulsante del tifo del Siracusa, e i giocatori in questo momento vanno a tributare il solito applauso, accompagnati
dall'ovazione di tutto il Nicola De Simone. Punto di battuta, Alma e Zampa, via, si parte, inizia Siracusa-San Luca. Forchignone rientra sul destro il numero 10, il pallone sul secondo palo, Maggio è solo! Aliperta. Buono l'inserimento di Alma che è partito in posizione regolare, buono il controllo di Giuliano Alma, il pallone al centro, Maggio! Bum bum! Mimmo Maggio! Ed eccola qui, la prima gioia al De Simone in campionato di Domenico Maggio. Arriva il gol di Maggio, il controllo perfetto di Alma, il pallone al bacio, un cioccolatino sul quale c'era scritto soltanto push. Aliperta porta palla, poi apre nuovamente su Di Paola, può aprire il piattone, buono il cross al centro, Mimmo Maggio, bum bum, Mimmo Maggio, ed è la doppietta del numero 9 del Siracusa. Ottima la palla di prima per Alma, Alma può controllare, Alma con il mancino, Alma! E sangue freddo, ci pensa sempre Giuliano. Siracusa 3, San Luca 0. Fischia l'arbitro, parte Aliperta, il cross sul secondo palo, Sus! Ed è gol, la palla in rete, non secondo l'arbitro, attenzione alla ribattuta. È gol, è gol, è gol, lo segna Joaquin Sus. Aliperta, imbucata per Limonelli, il pallone riconquistato, Favetta, poi Vacca, il pallone al centro, il tiro di Vacca, palo, Raffaele Vacca. Chiaramente abbassati i ritmi in questa fase finale di gara, con Aliperta che accompagna con il corpo il tentativo di Ficara, ancora Capnidis, il pallone di prima e la girata in rete, arriva il gol della bandiera da parte del San Luca al 74esimo, colpisce Capnidis, Zampa può aprire per Faella, poi decide invece di metterla al mezzo per Favetta, Ciro! Favetta! No, c'è 2 senza 3 ed è il terzo gol consecutivo per Ciro Favetta. 77esimo minuto, pokerissimo del Siracusa. E poi Faella, il numero d'alta scuola, se ne va con un colpo di tacco e si autolancia, può passare in mezzo a 2, il tunnel di Faella, è tutto solo Favetta, a tu per tu con il portiere, Favetta, salta il portiere, Ciro! Favetta! Ed è doppietta anche per lui. Ma che azione ha fatto Faella? 6-1 per il Siracusa. Fischietto in bocca per l'arbitro che dice che può bastare così. Cala il sipario sul Nicola De Simone. Il Siracusa centra la 7ª meraviglia e chiude ancora in testa al campionato, continuando la sua corsa inarrestabile. 22 i punti per la squadra di Gaspare Cacciola. Siracusa 6, San Luca 1. Un'altra grande prestazione, il risultato la dice lunga sull'atteggiamento della squadra, sulla qualità del gioco, sulla predisposizione al sacrificio, perché ci sono momenti della partita dove bisogna soffrire, anche se oggi magari è andato tutto facile, abbiamo praticamente secondo me chiuso la pratica il primo tempo, perché 3-0 già era quasi al sicuro risultato. 7ª vittoria consecutiva, come al solito devo sottolineare il lavoro del gruppo, dell'organico, della disposizione, e queste 7 vittorie, questo filotto sicuramente premio un po' tutti. Abbiamo dunque concluso il quadro riguardante il campionato di Serie D, adesso ci fermiamo, c'è una pausa pubblicitaria, tra poco rientreremo e parleremo chiaramente dei 2 gironi del campionato di eccellenza. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte.
www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Eccoci di nuovo insieme, telespettatori di 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre, con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Abbiamo già alle nostre spalle il discorso riguardante il campionato di Serie D, parliamo adesso di eccellenza, lo facciamo subito con il girone A. Si è giocata la sesta giornata, guardiamo subito il tabellino delle partite di domenica. Accademia Trapani, Don Carlo Misilmeri 1-1, Mazzara batte Aspra 2-1, Folgore Castelvetrano batte Casteldaccia 2-1, Geraci batte Athletic Club Palermo 4-1, Mazzara 46, Nis FC 1-1, Oratorio San Ciro e San Giorgio batte Super Giovane Castelbuono 3-0, Profavara batte Castellammare 3-1 ed infine Unitas Sciacca batte Fulgatore 2-1. Rimane in vetta la Nis FC, seppur pareggiando nel difficile campo del Mazzara, ma guardiamo la classifica. La squadra di Terranova al primo posto con 16 punti, con 13 il Profavara, 12 punti Mazzara 46, Folgore Castelvetrano e Athletic Club Palermo, 9 punti Super Giovane Castelbuono ed Accademia Trapani, 7 punti Oratorio San Ciro e San Giorgio, Unitas Sciacca, con 6 punti Don Carlo Misilmeri, Castellammare e Casteldaccia, 5 punti Aspra, 4 punti Geraci e Mazzara, 3 punti il Fulgatore. Iniziamo a parlare del Profavara che vince facile contro il Castellammare 3-1. Profavara, grandi investimenti, obiettivo dichiarato la Serie D. Sì, il Favara ha investito tanto, ha dei giocatori importanti, ha uno dei giocatori più forti secondo me della categoria, che non c'entra niente con l'eccellenza, che è Luca Ficarotta, io ho un debole per lui, perché secondo me in questi campionati li vince solo le partite. Hanno una rosa importante, io spero che loro con la Nis e il Mazzara secondo me se la giocheranno fino alla fine. Dispiace il fatto che comunque le altre poi si giocheranno il tutto nei playoff e sappiamo benissimo che i playoff sono anche molto impegnativi e molto difficili. Però già ha un senso in eccellenza, perché se vinci come ha fatto il Siracusa vai in Serie D. Puoi tentare di salire lo stesso in Serie di D, categoria. quindi secondo me i playoff in eccellenza sono importanti. Certo, uno di loro sicuramente saranno scontenti. La Nissa ha investito tanto, anche loro, col presidente, un altro presidente che è uno che parla molto. Ho visto la tribuna piena che lì a Campanizzetta fa tanto, perché lì almeno fa 2-3 mila spettatori quella tribuna. Un Profavara che vince, come abbiamo detto poc'anzi, facile contro il Castellammare, 3-1 il risultato finale. Guardiamo le interviste post partita. Abbiamo creato tanto e come al solito non riusciamo a finalizzare, o per mancanza nostra, magari ogni tanto prendiamo qualche palo, qualche traversa di troppo e poi durante la partita ci complichiamo a volte anche la vita, dove concediamo anche qualcosa agli avversari e questo è quello che noi non dovremmo fare, perché secondo me le partite vanno chiuse subito per non dare spazio e per non dare coraggio alle squadre avversarie, però questa in questo momento è la nostra pecca che ci portiamo un po' dietro, però credo che piano piano stiamo migliorando in questo senso. Veniamo da un risultato positivo di sabato, era giusto dare continuità e credo che l'abbiamo fatto anche abbastanza bene. Adesso è giusto che i ragazzi staccano 2 giorni, poi da martedì penseremo alla prossima partita, perché sarà anche una partita difficile. Chi sbaglia meno secondo me alla fine riuscirà a raggiungere l'obiettivo.
secondo me è giusta la vittoria del Favara, forse magari 2 gol di scarto non ci stavano, però indubbiamente l'avevo definita la vigilia una partita Davide contro Golia, troppa differenza tecnica tra i 2 organici, non era ovviamente il campo dove logicamente pensavamo di portare punti per la salvezza, però mi è interessato vedere i margini di crescita della squadra dopo un inizio difficile perché avevamo preparato la partita in un certo modo, quando poi Ficarotta al 7° minuto ti inventa quel gol cambia la partita, abbiamo temuto anche di poter subire un'imbarcata, così non è stato, la squadra si è compattata, abbiamo preso le misure, abbiamo messo paura alla Pro Favara, abbiamo sfiorato il pareggio. C'è stato il 2-0 sempre con l'invenzione Ficarotta, abbiamo fatto il 2-1 mettendo di nuovo un po' alle corde la Pro Favara e poi il rigore ha chiuso la contesa, per cui comunque risultato giusto della vittoria del Favara, forse con 2 gol di scarto no, però mi interessava verificare la crescita di questi ragazzi al cospetto di calciatori abbastanza importanti per la categoria. Diciamo che non siamo usciti sfigurando dal Valentino Mazzola. Mazzara 46, Nisse FC è finita 1-1, big match che probabilmente giunge forse ancora troppo presto rispetto a quello che è un po' il calendario che permette in un certo senso alle squadre di organizzare poi il vero e proprio scontro diretto. Purtroppo il calendario è stato crudele perché alla 6ª giornata uno scontro diretto così bello era ben più avanti, però sarà il ritorno ancora più bello perché secondo me se la giocheranno fino alla fine le 2 o 3 squadre che sono in questo momento lì vicino. Quanta fame ha il Mazzara per ritornare in Serie D? Secondo me il Mazzara ha tanta fame, ma anche la Nissa che ha investito tanto, secondo me loro credono di andare in Serie D come il Pro Favara. E queste squadre purtroppo presenti quando investono così tanto è normale che esigono risultati anche subito. Per intanto guardiamoci gli highlights, il pareggio appunto tra Mazzara 46 e Nisse FC. Un cordiale saluto e ben trovati col campionato di eccellenza siciliana. Giunto alla 6ª giornata, l'Enna e la Nebros si affrontano, entrambi a 10 punti in classifica, rincorrono il Modica. Le scelte di mister Salvatore Utro: c'è Di Carlo in porta, Rallo, Tosto, Zappalà e Santo Nocito in difesa, mediana con Rotella, Sessa e Bassoli, in avanti Vitelli supportato da 2 mezze punte, Cocimano e Cristiano. Risponde la Nebros con Di Fina, Sciotto, Cassaro, Gassama, Fragapane, Pontini, Giaimo, Camarà, Ancione, Biondo, Travaglia. Arbitra la partita il signor Giuseppe Matranga, sezione di Palermo, gli assistenti Angelo Smiraglia, anche lui di Palermo, e Lorenzo Poma di Trapani. Le 2 formazioni fanno il loro ingresso in campo in total grey. C'è la formazione della Nebros, maglia invece blu e rosa per quanto riguarda l'Enna. Possiamo partire allora con le firme del primo tempo grazie alle immagini a cura di Enzo Fallica. 2 minuti, Sessa da Bassoli, ancora da Rotella, l'orchestra dell'Enna per Cocimano, l'imbucata in area dove c'è Vitelli, tentativo di tiro cross in 2 tempi, Di Fina riesce a neutralizzare. Buon avvio dell'Enna che ancora al 19esimo va su calcio di punizione, Cocimano la spizza per Tosto che la mette direttamente sul fondo. Al 28esimo però tentativo di Cristiano da corner, il pallone finisce a Rallo, la sua conclusione è deviata nettamente con la mano da un difensore della Nebros. Calcio di rigore, sul punto di battuta si presenta il numero 10 Salvatore Cocimano, il pallone a incrociare, la tocca a Di Fina ma non può evitare l'1-0 dell'Enna. Esplode il generale Gaeta, il vantaggio dei padroni di casa firmato dall'uomo simbolo, il numero 10 Salvo Cocimano. Al minuto 32 troverebbe anche il raddoppio l'Enna, vediamo come Cocimano dalla destra mette il pallone dentro, viene allontanato, c'è una conclusione, viene deviata, si avventa Rallo che trasforma ma viene tutto fermato per presunta posizione di fuorigioco. Questo è il nostro replay, questo è il nostro fermo immagine, rimane più di qualche dubbio. Al 42esimo però Sessa lancia per Vitelli, riesce a resistere alla carica, butta giù il difensore, mette in mezzo per la corrente Cristiano, non arriva alla zampata. Sarebbe stato un gol meritato quello del raddoppio dell'Enna, fin qui padrone in campo al generale Gaeta. Si va a riposo sull'1-0, inizia la ripresa, minuto 58, rimessa laterale per Vitelli, difesa della Nebros che viene sorpresa da questo mancino a incrociare. Il 2-0 dell'ex Agragas Francesco Vitelli, l'Enna mette probabilmente al sicuro il risultato. Rivediamo a rallenti la perfetta conclusione del numero 11 girandola di Cammi nella seconda parte di gara. Al 56esimo poi il cross di Cristiano, arriva Bassoli sul secondo palo, non riesce a inquadrare lo specchio della porta.
Arriviamo fino all'85esimo, uno dei neoentrati, Boscaglia, cerca la chance dalla distanza, viene deviata 2 volte, Di Fina la mette in angolo e poco dopo arriva il triplice fischio al generale Gaeta. L'Enna torna alla vittoria in campionato, lo fa con una prova convincente, vittoria per 2-0 contro la quotata Nebros, una rete per tempo di Cocimano e Vitelli garantiscono i 3 punti alla formazione di Salvatore Utro. E tutto allora le immagini della festa gialloverde. Un saluto e come sempre alla prossima. E adesso voltiamo pagina perché parliamo del girone B del campionato di eccellenza. Si è giocata la 6ª giornata, guardiamo subito i risultati delle partite che si sono disputate domenica. Mister Bianco 2011, Real Belvedere 1-1, Santa Croce batte Rocco Acquedolcese 2-0, Enacalcio batte Nebros 2-0, Imesi Atletico Catania 94, Leonzio 1909 0-0, pareggio tra Ionica FC e Paternò Calcio, 1-0 della Leonfortese contro il Messana 1966, Città di Gela batte Milazzo 2-0 ed infine Modica Calcio batte Mazzarone Calcio 4-1. Vittoria importante per il Modica che consolida la sua prima posizione in questo girone B del campionato di eccellenza. La squadra di Betta al primo posto con 15 punti, 13 Enna Calcio, con 11 Paternò Calcio e Città di Gela, 10 punti Nebros e Real Belvedere, 8 punti Mister Bianco 2011 e Milazzo, 7 punti per Leonfortese, Mazzarone Calcio, Imesi Atletico Catania 94 e Leonzio 1909. 5 punti Ionica FC e Rocca Acquedolcese, 4 punti per il Santa Croce, chiude la classifica il Messana 1966 con 3 punti. Voglio partire subito dal Modica, diciamolo pure, è stato costruito certamente per dire la sua in questo girone B e non era neanche tanto partito con i favori del pronostico perché su tutti certamente l'idea dell'Enna che potesse sbaragliare un po' tutte le avversarie c'era inizialmente. Sì, io che conosco tantissimo questa categoria, beh, lo sai, non avevo dubbi che il Modica, conoscendo anche il direttore che è un amico, e anche la presidenza, non penso che faceva una squadra così, hanno una squadra che ha investito tanto, hanno un attacco importante. La vedo completa anche in tanti altri reparti. Sì, però. Sì, loro hanno una rosa molto più ampia, loro e l'Enna secondo me hanno qualcosa in più rispetto agli altri, come a livello anche di rosa, che fa tanto in questo campionato perché è lungo, c'è anche la Coppa Italia, siamo tutte e tre nella Coppa Italia nei quarti di finale, e noi e Modica, anche il Modica secondo me già sapeva che voleva stare lì dalla prima giornata. È un Modica che comunque ha un obiettivo ben chiaro, quello di ritornare in Serie D, ma poi che cosa succede? La società è una società nuova e i Radenza sono gente veramente degli imprenditori che in questo momento in Italia, non in Sicilia, stanno investendo molto. Quindi secondo Sei ottimista quindi per il proseguo? Poi stanno facendo lo stadio nuovo, il Carlina che torna di nuovo col sintetico, quindi tribune nuove, quindi si sta muovendo. L'investimento è giusto per affrontare anche un discorso di Serie D, magari non dico la prossima stagione, ma prossimamente. Anche perché il campo dove giocano loro non è omologato per la Serie D. Assolutamente, Quindi anche se però è un campo difficoltoso perché è proprio un vero e proprio catino. Ne so qualcosa l'anno scorso con Siracusa. Sappiamo noi che lì è un campo difficile, specialmente in casa. Un'Enna che vince facile in un certo senso contro la Nebros, anche se non ci sono partite facili in questo girone B del campionato di eccellenza, però 3 punti che servono anche per lavorare bene e preparare i prossimi scontri che tra poco arriveranno, gli scontri diretti che forse probabilmente determineranno quella che è la squadra che effettivamente punta diritta al campionato di Serie D. Già domenica c'è Paternò Enna. C'è Paternò Enna che è una partita già da prendere con le pinze. Domenica per noi è un banco importante per capire anche noi dove siamo arrivati e dove vogliamo arrivare. Io spero che la piazza ci stia vicino come ci sta stando in questo momento e mi auguro che domenica a Paternò ci sia lo stadio pieno perché abbiamo bisogno di loro e questa settimana noi la prepareremo bene e vediamo dove siamo arrivati noi. Guardiamoci la vittoria dell'Enna 2-0 contro la Nebros.
Un cordiale saluto e ben trovati col campionato di eccellenza siciliana. Giunto alla sesta giornata, l'Enna e la Nebros si affrontano, entrambi a 10 punti in classifica, rincorrono il Modica. Le scelte di mister Salvatore Utro: c'è Di Carlo in porta, Rallo, Tosto, Zappalà e Santonocito in difesa, mediana con Rotella, Sessa e Bassoli in avanti, Vitelli supportato da due mezze punte, Cocimano e Cristiano. Risponde la Nebros con Di Fina, Sciotto, Cassaro, Gassama, Fragapane, Pontini, Giaimo, Camarà, Ancione, Biondo, Travaglia. Arbitra la partita il signor Giuseppe Matranga, sezione di Palermo. Gli assistenti Angelo Smiraglia, anche lui di Palermo, e Lorenzo Poma di Trapani. Le due formazioni fanno il loro ingresso in campo in total grey. C'è la formazione della Nebros, maglia invece blu e rosa per quanto riguarda l'Enna. Possiamo partire allora con le firme del primo tempo grazie alle immagini a cura di Enzo Fallica. 2 minuti, Sessa, da Bassoli, ancora da Rotella, l'orchestra dell'Enna per Cocimano, l'imbucata in area dove c'è Vitelli, tentativo di tiro cross in due tempi, Di Fina riesce a neutralizzare. Buon avvio dell'Enna che ancora al 19esimo va su calcio di punizione, Cocimano la spizza per Tosto che la mette direttamente sul fondo. Al 28esimo però tentativo di Cristiano da corner, il pallone finisce a Rallo, la sua conclusione è deviata nettamente con la mano da un difensore della Nebros. Calcio di rigore. Sul punto di battuta si presenta il numero 10 Salvatore Cocimano, il pallone a incrociare, la tocca a Di Fina ma non può evitare l'1-0 dell'Enna. Esplode il generale Gaeta, il vantaggio dei padroni di casa firmato dall'uomo simbolo, il numero 10 Salvo Cocimano. Al minuto 32 troverebbe anche il raddoppio l'Enna. Vediamo come Cocimano dalla destra mette il pallone dentro, viene allontanato, c'è una conclusione, viene deviata, si avventa Rallo che trasforma ma viene tutto fermato per presunta posizione di fuorigioco. Questo è il nostro replay, questo è il nostro fermo immagine, rimane più di qualche dubbio. Al 42esimo però Sessa lancia per Vitelli, riesce a resistere alla carica, butta giù il difensore, mette in mezzo per la corrente Cristiano, non arriva alla zampata. Sarebbe stato un gol meritato quello del raddoppio dell'Enna. Fin qui padrone in campo al generale Gaeta. Si va a riposo sull'1-0, inizia la ripresa, minuto 58, rimessa laterale per Vitelli, difesa della Nebros che viene sorpresa da questo mancino a incrociare. Il 2-0 dell'ex Agragas Francesco Vitelli. l'Enna mette probabilmente al sicuro il risultato. Rivediamo a rallenti la perfetta conclusione del numero 11. Girandola di Cammi nella seconda parte di gara. Al 56esimo poi il cross di Cristiano, arriva Bassoli sul secondo palo, non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Arriviamo fino all'85esimo, uno dei neoentrati, Boscaglia, cerca la chance dalla distanza, viene deviata 2 volte, Di Fina la mette in angolo e poco dopo arriva il triplice fischio al generale Gaeta. l'Enna torna alla vittoria in campionato, lo fa con una prova convincente, vittoria per 2-0 contro la quotata Nebros. Una rete per tempo di Cocimano e Vitelli garantiscono i 3 punti alla formazione di Salvatore Utro. È tutto allora, le immagini della festa giallo-verde. Un saluto e come sempre alla prossima. Paterno Calcio che, come detto già all'inizio della nostra puntata, vuole assolutamente intanto capire bene qual è il suo percorso anche nelle prossime stagioni. Siete contenti di voi stessi? Sì, ripeto, come ho detto all'inizio, i campionati non si vincono solo con i nomi. Noi abbiamo un grandissimo gruppo, abbiamo tantissimi giocatori che hanno vinto i campionati. Non ci dimentichiamo, abbiamo Maimone, Belluso, Valenga, tutti gente che ha vinto i campionati in queste categorie. L'esperienza c'è. L'esperienza c'è, i giocatori ci sono, non abbiamo una rosa così ampia come c'era il Modica e l'Enna, però abbiamo un grandissimo allenatore che questa categoria l'ha vinta. Vincente, chiaro. Quindi abbiamo un grandissimo gruppo, un presidente che ci segue, un presidente che è sempre vicino a noi. Abbiamo, con Vittorio abbiamo lavorato sin da subito in sintonia e non era facile. Però noi abbiamo una realtà che è difficile perché Modica e Enna hanno costruito squadre importanti e hanno una città importante. Ed investimenti economici di una certa considerazione. Quindi noi siamo lì, c'è la piazza che esige che andiamo subito in Serie D, non è facile, ne ci proveremo insieme a loro, però non è facile, sappiamo che non è facile. Abbiamo anche la Coppa Italia che siamo più avanti, quindi vedremo. Secondo me abbiamo il gruppo adatto per questa categoria. In bocca al lupo allora. Grazie per grazie te sempre. E chiaramente anche per tutto il vostro gruppo di lavoro, da Filippo Raciti, nonché anche al presidente Ivan Mazzamuto, che come hai sempre sottolineato tu è uno passionale, uno che ci mette anche il cuore nelle cose che lui fa. È un altro che entra nello spogliatoio, ci incita sempre, è sempre vicino a noi il presidente,
e investe sempre tanto Ivan Mazzamuto. Chiudiamo la nostra puntata. Che dirvi, noi ci rivedremo chiaramente la prossima settimana puntuali, il mercoledì alle 13 sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold, ma siamo anche in replica poi alle ore 21 sul canale 19 di TVM Palermo. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima settimana.